Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco risponde. Ricordiamo che i numeri per interagire con noi: per le telefonate 049 80 77753, per i messaggi 345 33 4 1171. Va bene, abbiamo ancora molte tematiche, abbiamo parlato ovviamente della siccità, delle piazze sportive. Leroy Merlin dovrebbe iniziare all'inizio dell'anno, giusto, i lavori? Mi sembra che tutto sia in ordine. Febbraio-marzo. Come l'altra volta, a febbraio-marzo. Cioè dovrebbe, perché lì erano stati ritardati per i prezzi, per l'aumento, mi sembra. Sono autorizzati, dipende solo da loro. E lì quanto tempo ci vorrà? Un anno e mezzo. Ecco, il nuovo ospedale invece tutto a posto? 6-7 anni, sta lavorando intensamente, sta lavorando moltissimo. Ecco, senta, poi vicino al Ponte Darwin sembrava che dovessero iniziare dei lavori per fare un centro commerciale. Chi aveva appaltato ancora tanti anni fa quella zona lì, inizieranno i lavori oppure dove c'è il laghetto, tanto per capirci? No, sono già, assolutamente, è già concesso l'autorizzazione, senza fare pubblicità, un 5.000 metri, ma è già autorizzato da anni. Sì, da molti anni. Dove c'è il laghetto, non solo lì, anche a fianco, sono due superfici. Lì praticamente Padova Est cambierà completamente con l'arrivo del nuovo ospedale. Con nuovo ospedale, tram, questura, cambia l'area di San Lazzaro, sono state autorizzate e torre a suo tempo, è già tutto autorizzato da tempo indietro. Sì, no, quello che ne abbiamo già parlato. C'è anche un centro commerciale già autorizzato, da 10-11.000 metri quadrati. Ma secondo lei, che è un buon intenditore, con il mercato, con l'e-commerce, aprire tutti questi centri commerciali, così, secondo lei è una cattedrale del deserto che poi lì, così dal suo punto di vista, non da sindaco, si tolga da sindaco per un momento, parli da imprenditore, al giorno d'oggi, con l'e-commerce, con tutto quello che c'è, con l'aumento dei costi, con il cambio di vita delle persone, è un vantaggio secondo lei oppure... Io ci penserei un attimo, io non lo farei. Sta cambiando troppo rapidamente, il Covid ha cambiato il mondo, il commerce ha cambiato il mondo, sta cambiando un po' tutto, per cui sono settori che vanno bene, oggi non nascono tanti centri commerciali, ovviamente in Italia, c'è molta cautela, perché generano anche problemi sotto l'aspetto economico, c'è qualche centro commerciale ha cominciato a chiudere in Lombardia, per cui c'è molta attenzione. Una volta era anche la logica, apriamo centri commerciali. Vedo che anche qua sono molto cauti, sono medie superficie, 1000-1500 metri, ma non oltre. Non grandi. Sono arrivati i messaggi, li leggiamo, vediamo, Dennis, sono ovviamente importanti, vai. Come facciamo per risolvere il problema della sicurezza sui tram e i pullman? Grazie. Bus Italia ha assunto, se non sbaglio, 14-15, adesso mi ricordo il numero, guardie private per dare protezione al personale, per far sì che, ma sono persone, sono formate per fare, non solo poliziotti, sono persone formate per fare questa azione di deterrente, sia per pagare il biglietto sia nei confronti degli autisti, per dare sicurezza al personale, per cui ha fatto, so che ne hanno assunti, adesso non mi ricordo il numero esatto, ancora la settimana scorsa. Andiamo con un altro messaggio, Dennis. Sindaco, c'è un grosso problema con gli affitti per gli studenti. Non se ne trovano e quelli che ci sono costano una follia. Si può fare qualcosa? È un bel problema questo. Grosso problema. Il Comune non può fare nulla perché non è nelle nostre competenze. Chi deve fare qualcosa è l'ESU, che è la regione praticamente, che deve investire, sta investendo. L'università, so che anche per quanto riguarda l'università sta investendo soldi, ad esempio se non sbaglio ha preso 100 posti letto a Abano, però con questa esplosione di studenti diventa difficile la gestione. Sicuramente stanno anche andando fuori Padova, stiamo parlando per quanto riguarda Bus Italia proprio, per trovare delle soluzioni per il trasporto di studenti su comuni limitrofi. Gli studenti adesso vanno sulla direttrice del treno, per cui fanno anche Rovigo, per dire, si spostano anche molto lontano. Lo stesso sarà trovato, c'è già un esperimento di Bus Italia su un'altra città, per cui sarà attivato anche a Padova, dare un servizio agli studenti per quanto riguarda il trasporto. Anziché abitare tutti a Padova, possono andare anche nei comuni limitrofi, Lugano, Mestrino e tutte quelle nel contorno di Padova.
ovviamente sarà fatto anche questo abbastanza breve, in quanto Bus Italia l'ha proposto e è già sperimentato in altre città. Terzo messaggio, Denis. Perché non valorizzare la Padova navigabile e il portello lo riqualificate? Ce lo chiede Luca. Il portello è già riqualificato per quello che risulta, è bellissimo. Però è bello valorizzare Padova navigabile. Sì, sì, sicuramente, ma anche, stiamo investendo anche su questo, sui pontili assieme alla regione. Decisamente sono compagnie di trasporto di turisti, io ogni tanto vado a fare la passeggiatina sul Piovero, vedo imbarcazioni piene di turisti, è vero, però è già fatto, si può fare meglio, sì. Adesso manca l'acqua, ad esempio, per cui i batteri non fanno fatica a passare, perché toccano, per cui c'è anche un po' di acqua. Andiamo nel quarto e ultimo messaggio, Denis. Da anni sento parlare di grande raccordo anulare, ma poi non se ne fa mai nulla. Sarà la volta buona? Troppo traffico in tangenziale. A me piace moltissimo l'idea. Ne ho parlato con l'assessore vicepresidente della regione De Berti e bisogna trovare una soluzione. Vi ricordo che è stato progettato ancora con il presidente della provincia Vittorio Casarini, per cui penso 25 anni fa. Non è mai stato portato avanti, secondo me è una delle cose da farsi, perché stiamo soffocando il traffico, anche le tangenziali sono diventate inadeguate e tutti i sindaci sono d'accordo in questo, per cui a suo tempo sono state varie opposizioni, penso che siamo tutti d'accordo nel fare grande raccordo anulare. Mi ricordo che è un project financing, per cui vuol dire che sono i privati che lo fanno, dopo fanno pagare. Questo era un tempo. Stiamo parlando con l'assessore, con la vicepresidente della regione De Berti per far sì che venga attuato più presto. Più presto vuol dire no domani. No, 6, 7, 8 anni. Guardi, grande raccordo, ne ho parlato con lei ancora 6 anni fa quando è venuto qui, ho detto lei sindaco inizia a fare questo tipo di ragionamento ancora 6 anni fa, 5 anni e mezzo fa, io credo che il grande raccordo anulare passeranno una trentina d'anni prima di vederlo finito. Insomma, penso meno, però devo dire che forse non è stato presentato il progetto. Io non ci sarò di sicuro. Il presentato progetto, non stia a dire questo, il presentato progetto è stato bocciato dalla regione, non come progetto, non come strategia, il progetto è stato bocciato, adesso c'è il ricorso al TAR e vediamo cosa succede. Vedremo cosa succede. Senta, l'auditorium? Ci sono novità per l'auditorium? O il conservatorio? Auditorium? Auditorium. No, il conservatorio hanno già iniziato i lavori. Quello del Pollini è stato già iniziato, giusto mi sembra? La scuola. La scuola, sì, quello lì. Se avete visto, è già iniziato i lavori, c'è già aperto il cantiere di intesa, non quello della scuola, di intesa, e adesso noi apriamo, penso a febbraio, più o meno. Novembre la scuola sarà trasferita, tutti gli studenti andranno a Tencarola, dietro la chiesa. Devo ringraziare anche il vescovo, ci ha dato un ex asilo, un posto bellissimo, dietro proprio la chiesa di Tencarola, sarà trasferito per 2 anni e mezzo le scuole, perché dobbiamo mettere a posto. Invece l'auditorium? L'auditorium stiamo ragionando. Accennato prima. L'auditorium stiamo ragionando. Anche questo dobbiamo trovare un'alternativa prima di fare i lavori. I lavori sono già finanziati per quanto riguarda dalla fondazione. Dobbiamo trovare l'alternativa la stiamo ricercando, perché è difficile togliere dove vanno a fare scuole i ragazzi, concerti. Stiamo ragionando, spero che a brevissimo troviamo una soluzione. Ecco, a conclusione, per cui vuol dire anche altri 3 anni di lavoro anche là. Certo, a conclusione così ogni volta noi ci troviamo e parliamo, sicuramente Padova in questi 5 anni, 6 anni si è davvero trasformata sotto tutti i punti di vista, dall'ospedale alla nuova questura, alla fiera che cambierà ovviamente abitabilità, se è giusto usare questo termine, insomma c'è davvero una città che si sta trasformando. Ferrovia, alta velocità, conservatorio, auditorio, veramente sono tante cose. Tram, 2 linee di tram nuove. Padova cambierà in 6, 7 anni, 8 anni, 10 anni, cambierà in maniera radicale. Università, tantissimi studenti. Padova sta cambiando pelle,
per cui questo non si fa in poco tempo, ovviamente, sono tutte cose che vanno nel tempo. Abbiamo la fortuna di avere finanziamenti importanti per quanto riguarda lo Stato, il famoso PNRR, e sarà messi a frutto e poi cambierà, ma cambierà in maniera importantissima. La Cella, con l'area Valli, tra poco cominceranno i lavori del piccolo parco, sono 10.000 metri quadrati. Con Figliacchi la parte anteriore sarà restaurata, la parte posteriore sarà fatta dalla provincia, sarà fatta da scuola, l'area Piazza Azzurri d'Italia, l'ex Cone, cambierà la Cella in maniera positiva. La Cella veramente sta crescendo la domanda di affitti e appartamenti in maniera importante, non sono più abitazioni in vendita, basta, non sto dicendo basta dare le agenzie, chiedere, date un appartamento, dite quanto è cresciuto al 20-25% il valore immobile. Ecco, l'ultima, siamo arrivati in conclusione, dico subito che questo appuntamento ha degli ottimi ascolti, vi farò vedere tutti i dati che ci seguono, dunque vuol dire che la città interessa, ovviamente quando viene il sindaco, la settimana scorsa non è potuto venire, è venuto il vice sindaco Michalizzi, ha risposto a molte domande fatte dai nostri telespettatori e dai cittadini di Padova. Detto questo concludo con una battuta, così la prenda come tale, che uno dei lavori che è stato fatto in tempo record è stato l'abbattimento del benzinaio al Bassanello, lì diciamo che è stato fatto un gioiellino. Come mai non ha chiesto delle piani? No, perché non va giù? Perché allora lei le spiego, se io le faccio le domande così, poi magari lei mi viene a dire che qualcuno, anzi non lei perché lei non l'ha mai fatto, devo essere onesto, qualcuno mi dice ecco sei polemico, no, ecco, allora la Piani, mi risponde la Piani, va giù finalmente? A brevissimo. La settimana scorsa mi ha detto bisogna prima che abbia completo. Io ho già visto il progetto, ho visto il render, è bellissimo. Ecco, allora lei mi ha detto, visto bisogna che facciano tutto contemporaneamente, anche la camminata, tutto quello che c'è da fare. Non gliel'ho chiesto perché quindi quando inizieranno, adesso l'ha cercata lei. A brevissimo. A brevissimo cosa vuol dire? Ma faccia lei. No, faccia lei, vuol dire domani è brevissimo. No, brevissimo, missione pubblica diversa, brevissimo. Vabbè, cosa vuol dire brevissimo? Ah, penso che farà fatto un mese. Anche perché come è entrata nella città è proprio orribile. Orrenda. È proprio orrenda. Ogni volta che passo mi giro dall'altra parte. Vediamo, perché lei poi si salva sempre, io la conosco, nel dire a brevissimo vuol dire oggi, domani, fra una settimana. Poi, quando lei non le va bene, il brevissimo diventa un anno, capito? E anche delle volte due. Allora sarà fatto veramente valorizzata anche sotto l'aspetto estetico, perché è veramente brutto. Le dico che vicino al Prato della Valle, vicino al Santo, vicino alle porte, all'entrata della città, vedere quella roba lì è davvero. Sotto l'autodomanda. Sì, l'ha fatta lei, è vero, sì. Se la facevo io poi mi diceva ci vuole tempo. Grazie Sindaco. Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata. Do appuntamento domani, anzi subito dopo c'è l'informazione di TV7 ai report e vi do l'appuntamento domani sera con Primo Inter Pares, dove andremo a rivedere con molta attenzione, spiegati dall'assessore Colagio che è bravissimo, gli 8 siti dell'Urpitta, ovviamente qualcosa, tutti all'interno dell'UNESCO, dunque patrimonio dell'umanità. Non perdete la puntata di domani sera. Buona serata. Adesso.